Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Il progetto targato Ascom, Pordenone, Uniti e Digitali trova il sostegno di una ventina di comuni del Friuli Occidentale e di Friuli Ovest Banca. Attraverso iniziative online e concorsi a premio, l'Associazione dei Commercianti punta a sostenere i negozi di vicinato e non solo. Sta prendendo sempre più forma il progetto di creazione della rete di collaborazione provinciale di digitalizzazione Uniti e Digitali introdotto da Ascom Confcommercio Pordenone e dall'Associazione Sviluppo e Territorio, che consentirà al sistema commerciale tradizionale di poter comunicare e interagire direttamente con i propri clienti, ma soprattutto di poter aumentare la loro fiducia portandoli all'interno dei negozi, un modo per integrare gli acquisti decisi fra le mura di casa, cliccando sulle piattaforme di e-commerce, portando al centro il valore della relazione che solo un negozio fisico può respirare. La capacità da parte di chi amministra, da parte di chi ha ruoli di rappresentanza e da parte anche dei nostri tecnici è quella di saper collegare le cose semplici, le cose che creano aggregazione, che portano vitalità, con le nuove tecnologie. Non è perché mettiamo insieme o riscopriamo cose semplici che queste non sono innovazione. Anche questa è innovazione, soprattutto questa è innovazione, perché la socialità non è un fatto che è andato in pensione, la socialità è insito nell'uomo, nella donna. L'iniziativa coinvolgerà imprenditori commerciali e artigiani del Friuli Occidentale anche attraverso il concorso Vinci e Rivinci con lo Shopping, un concorso a premi gestito in modo digitale con l'obiettivo di sostenere i negozi di vicinato, promuovere il territorio, la cultura e le tradizioni locali, oltre a favorire il processo di familiarizzare con sistemi e dispositivi elettronici digitali quali tablet, notebook e palmari. Un innovativo progetto sostenuto anche dal punto di vista economico da una ventina di comuni della destra tagliamento e che ora vede anche la partnership di Friuli Ovest Banca. Noi siamo una piccola banca di credito cooperativo, facciamo parte naturalmente di una grande rete, però ci teniamo anche a fare rete sul territorio e quindi questo progetto è proprio una rete nella rete, una rete che permetterà ai nostri piccoli negozi, piccoli medi negozi e piccole attività di rapportarsi con le nostre comunità in un modo innovativo, in un modo assolutamente digitale, oltre all'altra rete che è quello che cerchiamo di creare sul territorio fra tutti quelli che sono i protagonisti del territorio, quindi le istituzioni, le associazioni di categoria e il mondo economico. Firmato infine anche un particolare accordo che stabilisce l'adesione al progetto di digitalizzazione del comune di Fontanafredda. Vediamo che c'è un'inversione di tendenza da parte di questa banca andare verso il cittadino. Io l'ho ospitata volentieri, è stato contentissimo che sia approdata proprio a Fontanafredda e ho parlato già con i miei cittadini, sono stati contenti anche perché hanno trovato quella familiarità che si sta perdendo nelle grosse banche e quindi diciamo quella consulenza tra persona e persona e quindi diciamo che i cittadini si sentono un attimo più sicuri rispetto ad andare verso i grossi colossi, quindi diciamo che bisogna fare un plauso per avere questa sensibilità che altri vediamo che non hanno. Sono soprattutto le piccole comunità, in modo particolare quelle dell'Alto Friuli, a subire disagi per la carenza di autisti del servizio di trasporto pubblico. Oggi a Tolmezzo ne mancavano 20 sui 70 previsti. Situazione autotrasporti, soprattutto per quanto riguarda le scuole, i ragazzi che oggi non sono riusciti a raggiungere l'istituto scolastico. Le difficoltà si segnalano soprattutto in Carni. Abbiamo parlato questa mattina con il sindaco di Tolmezzo, Francesco Brollo, il quale ci ha segnalato che mancava una ventina di autisti e che quindi l'organizzazione per l'autotrasporto ha scelto di privilegiare la tratta Tolmezzo-Udine. Il problema si è vissuto soprattutto nelle valli. Adesso non sappiamo come stiano procedendo le cose perché per questo pomeriggio è previsto un incontro in prefettura con appunto il sindaco di Tolmezzo Francesco Brollo. Ma vediamo qual è la situazione in generale con il segretario generale della FIT CISL, segretario generale FIT CISL del Friuli Venezia Giulia Antonio Pittelli. Che cosa avete raccolto fino ad ora? Innanzitutto dobbiamo ribadire che le aree interne della nostra regione
vivono già uno stato di difficoltà oggettivo che nasce dall'orografia della regione e dal fatto che sono poco popolate. Su questo già ci sono degli investimenti anche europei su quali si può agire per poter migliorare i trasporti. Noi notiamo a livello regionale che effettivamente i disagi non sono eccessivi, effettivamente vi è un numero di non vaccinati oppure di persone che non hanno il Green Pass che stanno creando dei problemi dal punto di vista organizzativo, però le aziende stanno cominciando a ragionare per poter fare il servizio in modo tale che sia meno disagevole per gli cittadini, gli studenti e i lavoratori. Ecco, e soprattutto è difficile organizzare dal sabato al lunedì, perché oggi ci sono state magari delle sorprese in più con un incremento ovunque di segnalazioni di malattia. Sì, diciamo che la norma ci dice che chi non ha il Green Pass deve avvisare le aziende 48 ore prima in modo tale da poter garantire quello che ricordiamo sono comunque servizi essenziali per tutti, sia per quelli che vanno a lavorare che quelli che devono andare negli ospedali che devono andare a scuola. E quindi è giusto che la norma abbia previsto un tempo come dire, di 48 ore che possa garantire che ci si possa organizzare al meglio per garantire almeno le fasce essenziali. Però stranamente ci informa l'INPS, il 15 sono aumentate del 23% i tassi di malattia, i certificati di malattia. Questo sicuramente non aiuta l'organizzazione ma fa presumere che le aziende avranno maggiore difficoltà a poter far sì che anche i servizi essenziali siano fatti in maniera adeguata. Ecco, come sindacato avete ricevuto oggi segnalazioni di difficoltà in giro per le aziende? Sì, noi continuiamo, anzi stiamo cominciando a ricevere svariate segnalazioni sia da parte chiaramente di gente che non è vaccinata che giustamente ha diritto a non farlo, giustamente ha diritto anche a esprimere il proprio dissenso dal punto di vista personale e per il quale noi comunque chiederemo, abbiamo già chiesto anche a livello nazionale che gli venga garantito, a meno che finché duri l'emergenza per quanto riguarda i trasporti e la logistica, il fatto che abbiano un percorso garantito per poter fare i tamponi ma anche dei prezzi privilegiati. Ma dall'altra parte abbiamo anche persone che sono vaccinate che ci dicono che se passiamo o se le aziende passano il Green Pass gratuito a chi non lo ha, giustamente ci troveremmo di fronte a un dislivello reddituale perché chi si è vaccinato non riceverebbe lo stesso trattamento. Bene, quindi seguiremo magari nel corso della giornata ulteriori aggiornamenti, già potete fare delle previsioni per i prossimi giorni? Le previsioni che possiamo fare, il nostro primo ruolo è saper leggere i dati che arrivano da quello che accade. Quello che adesso sta succedendo è che le farmacie sono piene di appuntamenti, si notano grandi file sia per prenotare Green Pass che per prenotare vaccini, quindi quello che si può intuire è quello che sta accadendo, che la forbice da non vaccinati a vaccinati sta riducendo sempre di più. Il senso di responsabilità dei lavoratori ha retto quello che sembrava essere un disagio sociale che stava nascendo con le proteste della scorsa settimana, quindi quello che potremo prevedere è che la situazione piano piano si normalizzerà. Chiaramente ancora si avranno dei disagi dovuti al fatto che giustamente chi non vuole vaccinarsi dovrà in maniera consecutiva farsi dei Green Pass legati al tampone, ma da quanto sappiamo anche le farmacie si stanno organizzando e soprattutto anche le aziende stanno cercando dei canali privilegiati per poter avere i tamponi nei tempi minori di quelli che avvengono adesso. Bene, ringraziamo il segretario generale della FIT CISL del Friuli Venezia Giulia, Antonio Pitelli, e qui dalla sede della CISL di Udine è tutto, restituisco la linea allo studio. È stata affidata a Ilaria Ponti la nuova edicola in stile Liberty posizionata ai piedi di Palazzo Daronco di fronte a Casa Cavazzini a Udine. L'edicolante di Piazza Matteotti ha vinto il bando comunale per l'affitto del nuovo chiosco e a breve si trasferirà in via Leonello. Vediamo. Ilaria Ponti, come è andata a finire la storia della sua edicola? La lascerà? Ha vinto il bando di concorso proposto per la nuova edicola, il nuovo chiosco posto ai piedi di Palazzo Daronco? Sì, ho vinto il bando anche perché ero l'unica partecipante a quanto pare, quindi sì, adesso mi toccherà lasciare questo posto che per me era il meglio e purtroppo è così. Lei dopo 12 anni lascia Piazza San Giacomo, però insomma la piazzetta di Palazzo Daronco non è male. No, non è male assolutamente.
è che l'edicola è più piccola della mia, quindi sarà già un problema far stare tutta questa roba qua. In più, torno a dire, io ero affezionata alla piazza, mi piaceva qui e ero venuta qui per questo, ecco, per la piazza in sé. Avevo deciso di prendere questa attività dopo altri anni di altro lavoro. E quindi sì, vabbè, così è andata e speriamo bene. Ha paura di perdere clienti? Ma sinceramente non tanto la clientela quanto i bambini, perché là in quella piazzetta là non mi pare che girino tanti bambini e io lavoro bene con i bambini, quindi speriamo che mi seguano anche loro. Questa edicola quando verrà demolita? Adesso vediamo come va l'iter per avere il passaggio di là e quando farò il trasloco poi vedrò di combinare. Non riesce a venderla? No, assolutamente no. Andrà sicuramente smantellata e basta. E dovrà ancora pagarla per quanti anni? Ho ancora 8 anni e mezzo di mutuo, quindi dovrò pagare un mutuo su una cosa che non ho più, che anzi mi tocca pagare anche per rimuoverla. Ilaria, col digitale sono calate le vendite anche dei giornali, certo. Non ha paura? Paura sì, anche per quello ho paura a spostarmi, perché qui avevo ormai la mia clientela e quindi andavo, non dico sul sicuro, ma un po' più tranquilla e comunque avevo meno spese, perché adesso avrò anche l'affitto in più da pagare, quindi non so, vedremo. Il friulano medio compra ancora il giornale, il settimanale? Sì, c'è stato un calo sicuramente anche abbastanza rilevante, però insomma si vende ancora qualcosa, dai. Non è proprio... è disastroso in confronto a 10 anni fa quando ho preso l'edicola, però riusciamo a tirare avanti per adesso ancora, dai. Piccola pausa per la pubblicità, ci vediamo tra poco, dove la linea. Bentornati a Da Voi la linea. Superiori alle aspettative l'adesione dei cittadini non vaccinati contro il Covid all'Open Day organizzato venerdì scorso nel lab della fiera dell'ASUFC. Domenica 24, agenda aperta nella sede del Dipartimento di Prevenzione. Ma ci racconta tutto Paola Treppo in diretta da Via Chiusaforte. Sì, eccoci, siamo nella sede del Dipartimento di Prevenzione in via Chiusaforte a Udine con il dottor Stefano Micelli dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Ricordiamo che venerdì scorso è stata organizzata proprio dall'azienda sanitaria una iniziativa che ha permesso alle persone che non si erano ancora vaccinate, quindi neanche prima dose, di poter avere la prima inoculazione grazie a un open day senza prenotazione. Dottore, vediamo intanto com'è andata questa prima giornata e questa iniziativa che forse ha spinto delle persone insomma a trovare il coraggio, tra virgolette, di vaccinarsi. Allora, è stata un'iniziativa che ci ha dato delle soddisfazioni, devo dire. Il numero dei prenotati quel giorno era di circa 800 persone, alle quali si sono aggiunte circa 200 persone proprio con accesso libero. Di queste 200 persone il 90% hanno ricevuto la prima dose, altri anche la seconda e la dose boost, la terza dose. È stata un'iniziativa che ci ha particolarmente soddisfatto perché i numeri che ci aspettavamo erano decisamente più bassi. La gente era contenta, gli accessi sono stati regolari durante tutta la giornata, non ci sono stati affollamenti, non ci sono stati problemi di nessuna natura. Ecco, quindi l'obbligatorietà del Green Pass per i luoghi di lavoro che scattava quel giorno ha quindi portato delle persone a vaccinarsi prima dose, e vediamo poi se questo effetto ha avuto anche ha avuto durata nel tempo, come sono andate anche le giornate di sabato o domenica, quindi quelle successive, e se possiamo dire qualche cosa, forse se c'è già qualche dato per la giornata di oggi. Devo dire che anche nelle giornate successive, probabilmente poi questa Open Day ha fatto anche da traino per le giornate successive, quindi c'è stato effettivamente un aumento delle prenotazioni per le prime dosi e per le terze dosi.
Per andare incontro alle esigenze dei cittadini abbiamo anche deciso di aprire qualche domenica. Intanto apriamo domenica 24 qui al Dipartimento di Prevenzione su appuntamento, si accede solo su appuntamento, le agende sono aperte, si stanno riempiendo abbastanza bene, stiamo riempiendo le agende in maniera abbastanza eterogenea su tutte le giornate, insomma. Quindi forse la possibilità di andare in maniera diretta senza la burocrazia della prenotazione, unita naturalmente alla necessità di avere la certificazione verde, spinge un po' anche chi ha paura del documento di accedere a internet e magari non è capace, ha paura di non avere la capacità. Sì, è vero che per prenotare l'appuntamento ci sono più canali, c'è la web app, c'è la possibilità di telefonare al call center regionale, quindi i canali sono diversi. Però effettivamente per il momento non abbiamo previsto ulteriori giornate d'accesso libero, per il momento si accede solo tramite appuntamento proprio per poter gestire al meglio i flussi delle persone. Bene, quindi insomma abbiamo anche questa notizia che diamo per quanto riguarda i vaccini nella sede del Dipartimento di Prevenzione, ricordiamo via Chiusaforte a Udine. Allora ringraziamo il dottor Stefano Micelli per la sua disponibilità e qui da Udine è tutto. Grazie alla nostra Paola Treppo per questo collegamento in diretta. Il 29 ottobre al Teatro Giovanni da Udine lo spettacolo teatrale Il figlio ritrovato milita ignoto sarà una delle più importanti iniziative per celebrare un evento storico in cui il Friuli e il suo capoluogo ebbero un ruolo determinante. Oggi in Regione a Udine è stato presentato l'evento e ricordato il suo significato. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo nella sede della Regione di Udine, in Sala Pasolini, dove si è appena conclusa la presentazione delle iniziative che concluderanno tutto l'insieme di manifestazioni legate al centenario delle iniziative del Milite Ignoto. Ebbene, parliamo di una rappresentazione teatrale, fra le tante iniziative, una rappresentazione teatrale che è prevista per il 29 ottobre alle 20:45 al Teatro Giovanni da Udine. Il figlio ritrovato, Milite Ignoto, la scelta, ed è interpretata dal gruppo teatrale Il Canovaccio. Bene, anche questa iniziativa è stata presentata oggi, ma significative sono anche appunto tutte le osservazioni, i collegamenti, le riflessioni legate appunto al Milite Ignoto. Cominciamo a parlarne con il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Effettivamente lei ha detto che ricordare appunto oggi il Milite Ignoto dovrebbe recuperare il senso etico di appartenenza, quindi saldare un legame tra popolo e le istituzioni. Questo è uno dei significati. Ma sì, credo che quell'avvenimento straordinario nel quale fu scelto un soldato sconosciuto a rappresentare la guerra, la fine della guerra, il risultato, e che quella scelta fu in maniera naturale, coinvolse milioni di persone che accompagnarono il treno da Aquileia a Roma, testimoni in qualche modo la potenza del simbolo del sacrificio per un bene comune, che viene in qualche modo sentito in maniera autonoma dalle comunità, tanto che appunto milioni ne tributarono in qualche modo il passaggio e l'onore, la memoria. Credo che insomma riflettere su questo, cioè sul senso di sacrificio per la ricerca di un bene comune possibile e che debba muovere tutti noi, specialmente le giovani generazioni, per le sfide del futuro, possa essere un viatico per tutti, per recuperare proprio un legame che forse oggi è un po' sfilacciato tra le istituzioni e il popolo. Molte volte il popolo ha bisogni diversi, sente necessità diverse, sintetizza all'interno, voglio dire, progressi e obiettivi per il futuro, per in qualche modo il progresso, per la promozione umana, per il senso etico e civico. E credo che su questo forse le istituzioni molte volte rimangono un po' indietro. E allora sancire con queste celebrazioni di 100 anni fa la modernità del significato e la proposta è, voglio dire, un impegno. Il Consiglio regionale si è sentito insieme al Comune di Udine
e all'esercito italiano per poter insomma in qualche modo mettere un punto di riflessione. Fermiamoci anche dopo una pandemia che è stata molto impegnativa e ripartiamo con queste nuove energie, con le energie che fecero sì che l'Italia dopo la prima guerra mondiale, unendosi al mite ignoto, seppe poi ripartire verso la democrazia, verso voglio dire, lo sviluppo che c'è stato poi fino ai giorni nostri. E con la presentazione oggi delle iniziative c'è anche il rappresentante delle Forze Armate Generale Ugo Cillo, che è vicecomandante delle Forze Operative Nord, appunto con sede a Padova. Perché importante proprio Udine? Anche dall'analisi praticamente dei fatti, quanto accadde allora. Udine è importante perché fu sede dell'alto comando del Regio Esercito prima dell'arretramento del fronte a Caporetto. Udine perché tra le madri che furono prescelte, furono selezionate prima di arrivare alla signora Bergamasca, ce n'era una che appunto aveva origini qui di Udine, ma anche perché l'allora sindaco di Udine fu chiamato a nominare una parte dei componenti della commissione che poi girò per i maggiori teatri in cui si svolsero i combattimenti durante la Prima Guerra Mondiale e sul fronte italiano per scegliere le 11 salme, tra le quali poi avvenne la scelta del Milite Ignoto. Ecco, anche Fabrizio Cigolotta, assessore alla cultura del comune di Udine. Abbiamo sottolineato in più occasioni, no, il fatto che Udine sia in prima linea anche adesso come 100 anni fa. Sì, c'è sempre stata questa profonda e convinta unità di intenti, solidarietà fra la comunità civile e le istituzioni e la comunità militare, questo assolutamente, sì. Ma anche ricordo nella chiesa di Santa Maria su in Castello c'è una lapide all'esterno che ricorda che 7 di queste 11 salme che poi vennero portate in Basilica ad Aquileia furono ospitate dal 13 al 18 ottobre del 1921 perché si voleva che la popolazione rendesse omaggio a queste salme di militi ignoti. E ci fu un pellegrinaggio continuo su in Castello di cittadini. Udine veniva fuori, come ha ricordato il generale, da un'occupazione dal 17 al 18 che mise come dire, alle corde la popolazione civile. Gran parte furono costretti a esodare, come diremmo adesso, verso il resto d'Italia, e quelli che rimasero qui furono davvero costretti in condizioni difficilissime. Quindi c'è questo riscatto, c'è la libertà ritrovata di essere componenti della propria nazione. Il Milite Ignoto rappresenta appunto questa dimensione nuova di un'identità nazionale che nasce dai sacrifici della Grande Guerra e che riscatta la dignità di un intero popolo. Ringraziamo anche l'assessore alla cultura del Comune di Udine, Fabrizio Cigolotto, qui dalla Sala Pasolini nel Palazzo della Regione di Via Savadini a Udine. È tutto. Ringrazio Paolo Bassi per le riprese e restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Isabella Gregorato per questo ultimo collegamento da Udine, grazie a voi per l'attenzione, si chiude qui a voi la linea, ma l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Buona giornata.